Signor Questore, ad Agrigento ha iniziato a incontrare le categorie produttive, le forze sociali, oggi alla sede provinciale della CNA per incontrare una rappresentanza degli imprenditori della provincia. Ho trovato persone motivate e devo dire con piacere persone giovani, non solo persone adulte, anziane, esperte già del mondo del lavoro e delle difficoltà del mondo imprenditoriale. Trovare giovani ispira e mi stimola fiducia, anche entusiasmo e voglia di poter continuare ancora in questa serie di incontri, perché ritengo che dall'incontro aumenta la mia conoscenza, la mia capacità anche di poter cogliere quelli che possono essere i bisogni del territorio e mettere a disposizione quel poco che la natura, il Padre Eterno e devo dire anche i miei genitori mi hanno trasmesso, oltre che il mio dovere istituzionale come questore di questa provincia. Cerco di incontrare le persone perché immagino e debbo pensare che dall'incontro con le persone ci possa essere una crescita mia positiva nel conoscere le esigenze e i bisogni del cittadino, pronto e disponibile a raccogliere le esigenze che arrivano e poter cercare di dare una risposta. Ed è ovvio che io faccio mio l'appello che anche questori, prima di me, illustri colleghi, hanno rivolto, dal questore Finocchiaro al questore Bisogno, per citare gli ultimi due, di un invito alle associazioni a far pervenire quelle che sono le esigenze raccolte sul territorio che possano consentire a noi, questura, istituzioni e forze di polizia, di poter far fronte a situazioni a volte che non vengono rappresentate per il pericolo di isolamento nella quale può vivere il singolo cittadino o l'imprenditore nel caso di specie di cui stiamo parlando. Non capita tutti i giorni avere una visita istituzionale così importante nella propria sede, il Questore di Agrigento, oggi nella sede della CNA. Oggi abbiamo avuto l'onore di avere il Questore nei nostri uffici per incontrare il gruppo dirigente della CNA di Agrigento. Per fare impresa ci vogliono una serie di condizioni e tra tutte queste condizioni sicuramente essenziale e imprescindibile la condizione della sicurezza. Sicurezza per chi opera, sicurezza per chi investe, sicurezza per chi tutti i giorni deve alzare la saracinesca per svolgere il proprio lavoro. Abbiamo trovato più che un uomo dello Stato, una persona molto vicina a noi, molto pronta a scendere tra la gente, molto pronta a trovare e a provare con noi a trovare soluzione ai problemi di tutti i giorni. Fresco di nomina a segretario regionale, il primo incontro istituzionale ufficiale nella sede della CNA di Agrigento con il Questore. La nostra iniziativa per la lotta all'abusivismo, per far emergere la sicurezza nel nostro territorio parte già da qualche mese addietro con un incontro con il prefetto e il Questore oggi ha portato il saluto del prefetto per un precedente incontro fatto stamattina e con l'auspicio che la CNA possa essere da punto di riferimento anche per l'istituzione nel nostro territorio che ha molto di bisogno. L'esperienza agrigentina con l'incontro del Questore, cercherò di essere promotore per la Sicilia intera, per discutere, per parlare, per cercare di trasmettere la cultura della sicurezza, la cultura della legalità prima alle imprese e poi di trasferirla ai propri figli e ai propri dipendenti che possano essere d'auspicio per un cambiamento reale nella nostra terra.